È una bellissima notizia quella che abbiamo appreso qualche giorno fa e sarà un evento eccezionale per Venezia e per tutto il Veneto, per sentire il suo messaggio e per riflettere attorno alle questioni che ci pone. La visita di Papa Francesco a Venezia il 28 aprile offrirà una straordinaria occasione di riflessione su vari temi. Una riflessione che, secondo il segretario regionale del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, va oltre la fede religiosa. Per i credenti e anche per i non credenti, Papa Francesco è un punto di riferimento del nostro tempo, della società contemporanea, per tante questioni che ha evidenziato prima di tutti. Penso al tema della sostenibilità ambientale, penso al tema degli ultimi, dei poveri, alla necessità di realizzare una grande solidarietà o fratellanza. Papa Francesco sarà in piazza San Marco e alla Basilica della Salute, ma anche e soprattutto sarà la prima volta che un pontefice visiterà un'installazione della Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia. Bergoglio si recherà al padiglione della Santa Sede, allestito nel carcere femminile della Giudecca, e avrà le detenute come guida. Il Papa Francesco ha posto per primo molti temi legati agli ultimi, ai più deboli, a quelli che devono avere un percorso di riabilitazione. Penso che la sua visita in questo senso al carcere avrà un grande significato, così come la sua visita alla Biennale, per ribadire la centralità della cultura nella società contemporanea come fattore di crescita, di coesione, di capacità di avere una visione comune.